Sesto appuntamento della lettura condivisa di Anna Rosa de Rios, edito dalle edizioni Nor. A piano pure io ne stavo crescendo. La vita nostra era una vita sempre uguale, lavoro e lavoro. Non c'era altro niente. Fino a quel momento per me c'era stato babbo, che ne era morto quando avevo 5 mesi. A età di 2 o 3 anni ce ne eravamo trasferiti a vivere nella casa di Siscale Sagorte. Verso i 6 anni avevo iniziato ad andare a scuola. Ho fatto fino alla 3ª elementare e poi mezzo anno della 4ª. A 11 anni mamma mi aveva imparato a tessere. A 13 anni ero diventata brava e quando mamma era a campagna io ci pensavo a tutte le cose della casa. Da quando Giovanni se n'era andato a vivere a campagna, io e mamma molte volte dormivamo insieme nel letto suo e lei mi raccontava tutte le cose di babbo, dell'amore di loro. Nella testa mia mi desideravo a succederne pure a me, una storia di amore bella come alla sua. Era una mattina presto, in estate, e c'era ancora fresco. A Fontana c'eravamo solo io e la mia amica del cuore, Maria Elena Gatteddo. Dalla strada ne arriva questo ragazzo col cavallo, che voleva farlo bere prima di si ponere in cammino. Tino de Cortes era. L'avevo guardato sopra del suo cavallo. Un uraio a suo coro, manco una valada de sudovacco e soio che mi ero innamorata di lui. Mi paria da pazzoso. C'aveva un berretto colore chiaro, de tela, messo un po' storto, a un'atta lugiughiada. Io a Tinu lo vedevo troppo bello, bello che sole a sosoio il mioso. Fidi piliricciado, neri ce li aveva i capelli, e il naso abbicco e abile, la pelle sua fidi nieduzza. E poi c'aveva questi occhi belli, neri come il carbone, accesi ne erano, come quelli di un falco. Non era molto alto, ma gioghia da questo aspetto rammannasa e le braccia erano forti. Contadino era Tino de Cortes. Anche lui me ne aveva guardato, molto me ne aveva guardato. Una sera ero coricata nel letto con mamma. Fidina tonzu, ma era ancora facendo caldo. E ci avevamo la finestra del sudaulato aperta, a entrarne un po' di fresco. Mi ero girata alla parte sua e le avevo detto: ma un ubiseddo mi viagede, non sei mulbidos in fontanaezza. E lei mi aveva guardato e aveva scansato un sorrisetto. E chi è ste questo ubiseddo? Mi aveva chiesto. Tino de Cortes, de Carrele Mesu. Mamma me ne aveva abbracciato. Non era cosa che faceva molte volte, ma quel giorno me ne aveva abbracciato. Si indebitacchiata in suo letto e mi aveva carezzato i capelli con la mano. Nara lì, a bennere in oghe, chi mi dia fa che piacere a lo conoscere. Se a caso tutto anda bene, poi chiamamo spuru a frate tu, a Giovanni. Mamma aveva voluto incontrarlo a Tino e gli aveva dato un orario a venire a casa nostra, così potevo conoscerlo un po' meglio pure io e lei poteva vederne com'era, a conoscerlo e tutto quanto. Forse propriamente per le cose brutte che aveva fatto a lei mamma Ielogu, mia mamma non aveva voluto mettersene contro a noi, a me e a Tino. Con me e Tino tutto ne era stato veloce, nessuno se n'era messo contrasa, nessuno ci aveva detto cosa, nessuno ci aveva contrastato. Poco tempo avevamo filato e poco tempo dopo avevamo deciso a sposarci. In tempo de dando tutta la gente in paese ne diceva che era preparandosene a scoppiare un'altra guerra e che sicuramente doveva esserne più peggio di quella che ancora se ne ricordavano i grandi. In mezzo di questi pensamenti io e Tino eravamo vivendone l'amore nostro. Si sposonzu n'era stata una cosa semplice. Tutte e due le famiglie nostre povere erano. Non avevamo fatto una festa grande, ma non ce ne importava. Mamma mi aveva messo a posto il costume suo che aveva usato a sposare
Quando me l'avevo messo mi ero sembrata bella pure io me ne sembravo a una regina antica. Giovanni mi aveva accompagnato in chiesa, a piedi tutta la strada fino alla chiesa in Sucursu, tenuta a brazzetta di mio fratello. Tutto il vicinato di Siscala e Sagorte era venuto in chiesa al mio matrimonio. Una festa di gente povera, ma una festa bella, piena di amore n'era stata. Io lo adoravo troppo a Tinu. Ogni giorno andavo a campagna, a ora di mezzogiorno, a portargli cosa a mangiare. Come arrivavo a Sugunzadu, dove era lavorando, il cuore mi batteva sempre più forte. A ogni passo che mettevo, andando a faccia a lui, ci mettevamo in sombra di un ugheil cumannu a mangiare insieme, pane e pomodori, olive, qualche pezzo di formaggio, e me lo guardavo troppo ammirata. Mi dava baci che schioccavano, lo faceva apposta quando mi baciava sotto di quell'albero. Questi baci con lo schiocco ne facevano scappare gli uccelli. L'unica paura che ci avevamo era quando ne poteva arrivare il precetto per andare alla guerra. Già molti altri in paese erano partiti nei mesi prima e adesso ci avevamo paura che toccava pure a lui. Per quello ci eravamo sposati luego, per tenerci legati, anche se poteva partirsene in guerra. De Logu, de Rios e de Cortes, tre Sambenados che c'hanno in comune il de a iniziare. De Logu vuol dire del posto. Mia mamma era de Logu. De Rios vuol dire dei fiumi. Io sono de Rios. De Cortes vuol dire delle corti. De Cortes era mio marito Tinu. I tre uomini della famiglia nostra che ci avevano a questi cognomi iniziando con il de, per una motivazione o per un'altra, si erano morti e ne avevano lasciato le donne di loro a viversi la vita da sole. Tinu, s'amore meu de su coro, si scureddu coro meu, morto se n'è d'improvviso. Era di sera in Capitanni, vidi, quel giorno maledetto che mi era morto Tinu. Io fino a poco prima ne ero ridendo con Maria Elena e altre amiche in Carrale Domo. Giusto iniziando settembre ne stava. Quella mattina lui ne era andato in campagna ghitto che ci aveva di cercare gente per la vendemmia. Tinu aveva fatto i doveri suoi e era tornando quando l'infarto l'aveva colpito. Il cuore suo si era scoppiato quando era sopra del cavallo tornando a casa. Tinu si vi faladu sezzi tu supra su caddu. Non era caduto a terra e il cavallo, che già era abituato a fare quella strada, a passo l'aveva tornato a casa. Così lo avevo trovato, piegato in sasedda del cavallo suo. Ancora caldo era Tinu meu. Ci aveva le mani strette nelle briglie. Avevo sentito i stragamuzzu davanti della porta e ne ero uscita ridendo, che avevo capito che era lui e sicuramente era a farmi qualche scherzo. Al momento che l'avevo visto così, tutto piegato in avanti sopra del cavallo, io non capivo. Mi vi bugliende, sicuro mi vi bugliende. La morte sua era la tragedia più grande che mai potevo immaginarmene di vivere. Niente ci aveva più senso. Dottor Ettore, forse per cercare di mi alleviare su dolore, ma iannadu che Tino era morto di colpo, manco accorto si era che ne era morendone.